Mythic. Il veliero della ONG Mediterranea dei veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini forza il blocco e attracca a Lampedusa con i 54 migranti. Il molo è presidiato da polizia e carabinieri. Jesolo risponde alle violenze delle baby gang, aumentano le forze dell'ordine, l'orario di presidio dei centri a rischio, in arrivo DASP urbani per le bande di ragazzini. Parla uno dei bagnini vittima dell'aggressione di domenica scorsa, bene il giro di vite sulla sicurezza, ma vogliamo un presidio fisso di polizia municipale in spiaggia. Martedì pomeriggio nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea l'ultimo saluto a Cecilia Piva, la dodicenne che domenica scorsa ha perso la vita in barca a Sant'Erasmo. I carabinieri hanno chiuso il cerchio sul pestaggio di alcuni esponenti di Forza Nuova in piazzale Cialdini a Mestre, denunciate 13 persone appartenenti ai centri sociali. Ai nostri microfoni l'appello disperato di una donna di 46 anni di Marghera, vedova con 2 figli, ha perso il lavoro e soffre di una malattia ossea. Prima giornata di saldi estivi, la nostra inchiesta tra i mestrini in giro per i negozi del centro, in parecchi intendono approfittare delle svendite. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3 da Venezia. Parliamo di migranti perché il veliero Alex della ONG Mediterranea, che vede tra i capofila i veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, forza il blocco e attracca a Lampedusa con i 54 migranti a bordo. Il molo commerciale è presidiato da polizia e carabinieri, le forze dell'ordine sono pronte a intervenire, ha annunciato un'ora fa il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Stato di necessità è un termine che abbiamo sentito spesso nei giorni del caso di Carola Rackete ed è lo stesso termine utilizzato in queste ore dalla ONG Mediterranea e dai membri che si trovano sul veliero Alex, ormai arrivato a Lampedusa. Si profila un nuovo braccio di ferro con il Viminale sui migranti, con Salvini che tuona in queste ore siete complici degli scafisti, e stavolta la sfida viene nuovamente dal gruppo che vede tra i suoi capofila anche i veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, che con la Mare Ionio già sbarcarono nell'isola siciliana. Una situazione, quella del veliero Alex, precipitata quando sembrava che l'accordo con Malta per portare i 54 migranti potesse chiudere il caso. Dopo una notte di scambi con i centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e Italia, è una nota odierna di Mediterranea, è del tutto evidente che partire per il porto di La Valletta nelle attuali condizioni significherebbe mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone a bordo. Già ieri Mediterranea chiedeva un appoggio per arrivare alla Valletta. Siamo in attesa di una conferma formale e definitiva che arriveranno degli assetti navali delle autorità italiane o maltesi per portarci fino alla Valletta, che prenderanno a bordo queste persone, perché in queste condizioni, lo vedete, è impossibile pensare di poter fare più di 10 ore di navigazione. L'anno scorso non voleva andare in Tunisia, oggi non vuole andare a Malta. Per punto però ci dicano quando partano se preferiscono la costiera amalfitana, se preferiscono la dorsale adriatica, se preferiscono la Costa Azzurra oppure le Cinque Terre, in modo tale che si possano organizzare dei viaggi di gradimento di queste ONG. Scherzi a parte, è folle che quando un paese europeo come Malta mette a disposizione il suo porto, qualcuno scherzando con la vita di decine di immigrati a bordo dica di no. Abbiamo ricevuto una raffica di no, attacca l'ONG, no all'uso di motovedette italiane per il trasbordo dei migranti, né a quelle maltesi. La ONG ha ribadito di non aver mai rifiutato l'accordo con Malta, seppure con riserva. Abbiamo detto fin dall'inizio che siamo disposti a considerare la Valletta un porto sicuro per queste persone, anche se sappiamo che è assurdo fare ancora un giorno di navigazione e prendere in giro anche le italiane e gli italiani, perché sapete tutti che per queste persone che verranno prese da Malta, altrettante verranno prese dall'Italia. Nelle ultime ore l'attacco del Viminale, rifiutano l'offerta del governo italiano, ovvero il trasbordo degli immigrati, a condizione che in porto entri anche l'imbarcazione della ONG Alex. È una provocazione, continua il Viminale, una scorciatoia per dribblare le norme di un altro paese membro dell'Unione Europea. Vogliono l'impunità. Ed è anche qui che la situazione è crollata. Mediterranea sostiene infatti di essere venuta a conoscenza di un accordo tra il governo italiano e maltese per sequestrare l'imbarcazione ed arrestare l'equipaggio. Risultato? Si punta verso Lampedusa, si arriva a Lampedusa. Il braccio di ferro è appena iniziato.
E ora sul nostro litorale, perché Jesolo risponde alle violenze della baby gang aumentando le forze dell'ordine e l'orario di presidio dei centri a rischio, come è avvenuto poi a Venezia. Anche per i responsabili dell'aggressione a 3 bagnini arriverà il DASPO urbano. Già il questore ha detto che qualcuno di quei ragazzi, adesso stanno completando le indagini con l'autorità giudiziaria ovviamente, avranno la DASPO urbano e quindi per 2 anni non verranno più a rompere le scatole. A Jesolo inizia la tolleranza zero. Superato lo shock per il pestaggio di 3 bagnini da parte di una baby gang, inizia la controffensiva. L'aggressione di domenica scorsa è avvenuta in pieno giorno, ma il tallone d'Achille sul fronte della sicurezza, perlomeno in alcune zone, e soprattutto la notte, che avrà un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine. Prolungare quella che è la presenza dei carabinieri e polizia di Stato, oltre che i nostri polizia locale che già lo fa, anche oltre la classica orario che è l'1 di notte, ma andare avanti fino alle 4 di mattina. Arriveranno in tutto 20 agenti in più? Sì, 20 agenti, poi ci saranno anche dei rinforzi che arriveranno da San Donà, da Mestre, da Venezia, eccetera. Le categorie sono pronti a fare la loro parte, così come chiesto da questore e prefetto, ma è anche vero che per ridimensionare fenomeni come l'abuso d'alcolici, limitarne la vendita dopo una certa ora nei locali pubblici può non bastare. Diciamo che il più delle volte sono situazioni nelle quali il turista, cioè il pendolare, il ragazzo che frequenta il mondo della notte se le porta da casa, quindi non sono senz'altro delle situazioni che possiamo controllare profondamente. A Jesolo comunque c'è fretta di voltare pagina. Tra qui e Cavallino le presenze si contano a milioni. Che qualcosa capiti è inevitabile, ma non va però sottovalutato. Quello che è successo nell'ultima settimana è un evento sporadico, è una cosa che è capitata, sì, capita sempre l'alterco, capita sempre l'alzata di voce, però è una cosa che si limita fino a se stessa, viene controllata dai nostri addetti che sono molto pronti, molto preparati, molto addestrati per poter affrontare anche questo tipo di situazioni. Le indagini noi non le conosciamo perché l'autorità giudiziaria che le sta seguendo, però so che sono stati individuati 14 di questi ragazzi di questo gruppo, 14 sono stati individuati, adesso tra testimonianze e i video delle telecamere penso che qualcuno dovrà pentirsi di quello che ha fatto. Ed è d'accordo con il giro di vite sulla sicurezza anche uno dei bagnini vittima proprio dell'aggressione di domenica scorsa in spiaggia, ma con una specifica richiesta. Come sta? Bene, fisicamente bene, moralmente un po' meno, ma comunque dai, tiriamo avanti. Diciamo che è una ferita che si farà più fatica a rimarginare, quella morale. Ci vuole un po' di tempo. Ci sono ferite che non si vedono e per le quali sono necessari più giorni della prognosi sciolta al pronto soccorso. I bagnini che lavorano allo stabilimento Trieste di Jesolo tutto si potevano aspettare tranne che di essere vittima della violenza di una baby gang. Un'aggressione sconvolgente, imprevedibile, senza precedenti. Qui in spiaggia il giro di vite sulla sicurezza annunciato dopo il vertice tra sindaco, prefetto e questore è sicuramente ben accetto, ma con un'ulteriore richiesta. Io, sentendo anche quello che mi dice la gente, ci sarebbe bisogno della presenza della polizia o di chi per lei in spiaggia, di vedere la presenza del poliziotto o del carabiniere o del vigile come era una volta in spiaggia, perché allora secondo me farebbe un po' da deterrente. Non si risolverebbero i problemi, ma sicuramente ci sarebbe un deterrente. Una volta c'erano? Sicuramente sì, i vigili sì, una volta passavano per la spiaggia, erano molto... cioè, c'era proprio il vigile che passava in spiaggia, che dava anche le multe. Allora... E non passa più adesso? No, purtroppo no. Passano ogni tanto a controllare i bucumprà, ma non c'è una presenza fissa. Quello che forse ci manca è questo. Non si dà pace Paolo Coppo, ripete come la spiaggia sia aperta a tutti, indica la zona libera dove si può tranquillamente piantare l'ombrellone. Qualche piccola regola però bisogna seguirla. Ai ragazzi aveva detto che lo spazio attorno alla torretta del bagnino deve essere lasciata libera, oltretutto è una disposizione della Capitaneria di Porto. Quello che non accetta è l'accusa di aver usato termini razzisti. Ho 4 persone di nazionalità non italiana, un senegalese, un bosniaco e 2 marocchini. Prima ne avevo uno, adesso ne ho 2 perché con quello che è successo abbiamo 2 ragazzi a casa in malattia, in infortuni, e ho dovuto assumere un altro che è un ragazzo marocchino che già lavorava con noi l'anno scorso.
I carabinieri hanno chiuso il cerchio sul pestaggio di alcuni esponenti di Forza Nuova avvenuto lo scorso 22 gennaio in piazzale Cialdini a Mestre. I responsabili sarebbero 13 persone appartenenti ai centri sociali, secondo gli investigatori, tutti denunciati. Quello che avevano messo in atto era un vero e proprio raid punitivo, li avevano seguiti e poi, quando si stavano dividendo per tornare a casa, aggrediti a calci e pugni anche con bastoni. Dalle telecamere i militari sono riusciti a ricostruire ogni attimo dell'aggressione. Tra i 13 denunciati c'è anche l'attivista veneziano finito nei guai nei giorni scorsi durante un'operazione della Digos sui disordini del G7 e dell'economia a Torino, che era stato raggiunto per questo dall'obbligo di firma. Dopo l'esito dell'autopsia e il nulla osta per il funerale di Cecilia Piva, la ragazzina di 12 anni morta domenica scorsa mentre era in barca con il papà. Si svolgeranno martedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea i funerali di Cecilia Piva, la dodicenne che domenica scorsa ha perso la vita al Bacan quando la barca condotta dal papà Roberto si è schiantata contro una briccola e lei è caduta in acqua. L'autopsia ha stabilito che la causa della morte è stata un forte trauma cranico e non le ferite inferte dall'elica mentre si trovava in acqua e la barca faceva dei giri su se stessa. Quel giorno a bordo, oltre al papà, c'erano la sua compagna e il fratello 14enne di Cecilia. Il padre ha fatto di tutto per rianimarla in attesa dei soccorsi giunti in breve tempo, ma ormai era tardi. La botta sulla testa l'ha uccisa quasi subito. Il fascicolo, aperto per omicidio colposo, ha come unico indagato Roberto Piva. Sotto accusa la velocità e la traiettoria del suo motoscafo. Secondo le indagini era fortemente usurato il meccanismo di collegamento del timone, tanto da rompersi bloccando il motore e costringendo l'imbarcazione a virare verso sinistra e girare su se stessa. In una mail inviata alla Capitaneria di Porto il padre si è preso la colpa. Ho permesso a Cecilia di sedersi a prua, si legge, senza prevedere le possibili conseguenze, pertanto l'unico responsabile è il sottoscritto. Ed è stato eseguito dai carabinieri di Campagna Lupia un ordine per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Venezia a carico di Danilo Biasioli, di 71 anni, già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso in relazione all'organizzazione criminale denominata Mala del Brenta. L'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Venezia, dove espierà 3 anni e 8 mesi di reclusione per un cumulo pene derivanti da varie condanne legate a reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti. Cambiamo decisamente pagina e veniamo ai saldi al via, ovviamente anche nel veneziano, c'è voglia di fare acquisti. Vediamo allora com'è andato questo primo giorno. 2 pantaloni, un vestito, una t-shirt, basta. Ha trovato convenienza? Sì, abbastanza. No, ma è stato conveniente la spesa, infatti ho acquistato con piacere e i prezzi erano accettabili. Prima giornata di saldi e nel veneziano, a giudicare dagli acquisti, sembrano essere stati piuttosto soddisfacenti. Una crema da corpo profumata qui da Sephora, resto no, stiamo guardando. Cerchiamo dei sandali, delle scarpe. Ho preso dei costumi da Calzedonia e poi delle scarpe da giovani. Ha trovato convenienza? Sì, certo. Sì, sono stata molto contenta. Sono andato con la mia amorosa, quindi ha scelto lei, io sto solo portando le borse. Avete trovato convenienza? Sì, sicuramente sì, molte cose in offerta sì. C'è voglia di comprare dunque, forse anche perché, come ha dichiarato Confcommercio, il maltempo durato fino a maggio ha spinto molte famiglie a rinviare gli acquisti, con conseguente riduzione del giro d'affari del 40% rispetto alla media del periodo. E questo è solo il primo giorno. Non ho ancora controllato niente, però insomma non mancherà l'occasione che lo faccia. E ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, lo dico ad antenna, l'appello disperato di una donna di 46 anni di Marghera che ha perso il lavoro e chiede aiuto come categoria protetta. Sono brava nel mio lavoro, lo faccio da tanti anni, però purtroppo ho fatto degli errori in cassa, delle mancanze di soldi, non cifre grosse, però purtroppo questo non era abbastanza. E quindi il mio contratto è finito là. Però lei insomma è convinta che questi errori non siano la vera motivazione del mancato rinnovo del contratto? Ma mi sembra una cosa impossibile perché io il mio lavoro ho sempre cercato di farlo bene.
Ero convinta che magari si potesse fare un rinnovo del contratto facendo una cosa a tempo indeterminato, però purtroppo a 46 anni non è che dietro all'angolo c'è il prossimo lavoro che mi aspetta, non funziona così. Lei è Romina. Ha appena perso il lavoro. Vive a Marghera insieme alla mamma che percepisce la pensione di reversibilità del marito defunto e 2 figli. Ne ho 2, scusate, tra cui uno ha appena cominciato a lavorare ed è bravissimo e il piccolo ha solo 5 anni. E non è facile quando devi dire ai tuoi figli non posso comprarti, non posso prenderti. Non è bello, non è facile. Una madre e soprattutto invalida. È quello che dico io non volevo questa invalidità. Io non la volevo. E invece mi è capitato. Sono nata con questi problemi e si stanno peggiorando. Io non la volevo. Per questo motivo Romina fa parte di una categoria protetta per un problema osseo che ha dalla nascita e lancia un messaggio. A datori di lavoro che cerchino di capire. Cercate di capire cos'è una categoria protetta. Cioè una categoria protetta ha dei limiti forti, non può fare certe cose, non può fare sforzi, c'è quello che non può fare sforzi, c'è quello fisici, c'è quello che non può fare sforzi di cervello. Ci sono diverse categorie protette e bisognerebbe, secondo me, in ogni posto di lavoro fare a queste persone dei corsi per capire. Vi ricordo i riferimenti per segnalarci naturalmente dei casi particolari, disagi, disservizi lo dico ad antenna, sms e whatsapp al 351 1755 340, email a redazione @antena3.it, telefono e segreteria allo 0422 02 30 898. Ora ci fermiamo per qualche istante, naturalmente una pausa brevissima, quindi restate con noi. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, ripartiamo dallo sport e dal grande ritorno all'Umana Reyer di Filloi. Intanto Cerella racconta, ci ha premiato la compattezza di squadra. Un grande ritorno, Ariel Filloi torna in Laguna e riabbraccia la Reyer. Dopo 2 anni ad Avellino, il play guardia italo-argentino ha risposto alla chiamata del presidente Federico Casarin. Sono molto contento di tornare e ringrazio dell'opportunità. Ho una gran voglia di cominciare questa nuova avventura. Ecco le prime parole del giocatore che fu grande protagonista della stagione scudettata 2016-2017. Un campione in realtà, ma riuscito veramente del cuore dei tifosi della Reyer. Fu lui, tra l'altro, a tagliare la retina nella finale scudetto contro Trento per celebrare la vittoria. Intanto Bruno Cerella non ha dubbi, uno scudetto a Venezia è indimenticabile e il merito è della compattezza di squadra. Alla fine vincere in una città come Venezia è fantastico. Ma qual è stato il momento fondamentale per compiere questa impresa? Secondo me l'inizio del playoff si sono rivelati un momento dove la squadra si è compattata e siamo riusciti a tirare fuori il meglio di noi come squadra. La serata benefica lidense, grazie al torneo voluto da Elena Costantin, ha fruttato un incasso benefico di circa 900 euro che Cerella porterà direttamente nelle sue Basketball Academy dei paesi poveri dell'Africa. Tra 3 giorni parto per il Kenya, dove le nostre Basketball Academy vanno avanti durante tutto l'anno. Questo è un momento nel quale io vado lì a trovare le squadre, gli allenatori, a fare dei corsi di aggiornamento per allenatori e è un momento anche di divertimento tutti insieme. E il prossimo anno rivedremo Cerella protagonista con l'Umana Reyer. L'interessato sorride e lascia aperta ogni possibilità. Adesso ci vediamo alle vacanze, poi vediamo. Una nuova categoria inserita nella stagione remiera veneziana. La stagione remiera 2019 veneziana entra nel vivo, la competizione si infiamma, ma c'è un dato tra gli altri che deve far rallegrare gli appassionati e tutti i veneziani. Il movimento del remo e della voga, dopo anni di crisi, sembra finalmente attraversare un buon momento di rinnovato fermento. Sono soprattutto i giovani a mettersi in evidenza in queste prime regate e per la prima volta è stata costituita una nuova categoria dedicata alle giovanissime, alle donne dai 14 anni in su che hanno debuttato
nella regata dei Santi Giovanni e Paolo che vediamo nelle immagini. Un tassello mancante, la categoria delle giovanissime, che è stata introdotta in forma sperimentale con la prima regata dedicata alle giovanissime. Praticamente quella fase di età che dopo l'uscita della categoria Macciarè, quindi 14 anni, fino ai 18 anni non avevano alcuna competizione dove potersi iscrivere. Oggi invece c'è. In generale è tutto il mondo dei giovani che sembra essere tornato ad appassionarsi al remo, disciplina della tradizione veneziana che richiede impegno e sacrificio. I giovani ci sono sicuramente abili, capaci ed hanno già acquisito parecchia esperienza, l'hanno dimostrata con quel confronto sulle gondole a un remo che è stato spettacolare, va bene che non hanno soltanto divertito tutti i presenti ma hanno anche seriamente dimostrato che la continuità comunque c'è e anche l'insidia alla categoria dei campioni c'è. Non resta che attendere le prossime sfide. È veneziana la prima medaglia d'oro della nazionale azzurra alle Universiadi di Napoli. Sono qui con la mia bella medaglia del colore più bello, conquistata dopo la giornata di ieri. È stata una gara incredibile, da brividi e perfetta dall'inizio alla fine. Queste le parole della veneziana di Milano, Erika Cipressa, poche ore dopo la conquista nel fioretto femminile della prima medaglia della nazionale azzurra alle Universiadi di Napoli. Sono molto orgogliosa e onorata di aver gareggiato qui in Italia perché il pubblico si è fatto veramente sentire ed è stato di supporto, quindi è stata una gara stupenda che vorrei rivivere. Parla veneto e veneziano, dunque il primo trionfo azzurro. È stata una gara senza storia. La schermitrice azzurra, 23enne veneziana, figlia di Andrea Cipressa, olimpionico ICT della nazionale, in pedana ha battuto la francese Morgan Patru con un punteggio che parla da solo, 15-3. Ho visto qualche video della diretta e mi sono quasi emozionata, quindi sono decisamente contenta, felice. A completare l'apoteosi azzurra in questa specialità anche il terzo posto con medaglia di bronzo di Camilla Mancini. E siccome l'appetito viene mangiando, fino al 14 luglio ci sarà tempo per provare a togliersi altre soddisfazioni. Ci sarà la gara a squadre, quindi le gare non sono finite, incrociamo le dita e niente, un bacio a tutti. In chiusura vi ricordo che domani sera alle 21:15 ci sarà il primo dei 4 appuntamenti con i Papu su Antenna 3 in prima serata. 4 domeniche con altrettanti spettacoli del duo comico più famoso del Nord-Est per passare un'estate in allegria. E quindi domani sera alle 21:15 in prima serata l'esordio del nuovo spettacolo dei Papu che arricchirà la programmazione della nostra emittente. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, una buona domenica e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione continua a cedere, permettendo così il passaggio di un fronte instabile e anche le temperature caleranno un po', almeno temporaneamente. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, sarà asciutto e stabile dappertutto. Dal pomeriggio sono attese piogge e temporali sulle Alpi e fin verso le pianure, localmente anche fin verso le aree costiere. Temperature, come detto, in calo, minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 24 e 29 gradi. Condizioni di bel tempo sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il sole sarà protagonista, poi peggiorerà in maniera decisa un po' su tutta la regione con acquazzoni diffusi e anche con possibili locali grandinate. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime più fresche sui 25 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo maggiori spazi soleggiati nella prima parte di questa domenica. A seguire il tempo sarà via via più instabile, con temporali piuttosto frequenti e localmente anche violenti.
Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.